Rosario, che fai? Dormi? Qualcosa capisci? Rosario, smetti di dormire. Ma chi è? Che boh, chi sì? Rosario, svegliati. Io sono Dio. Chi? Dio. Ah, io sono Nicoletto Orsomando. Io sono colui che ha creato la luce. E io sono colui che ha pavato a bulletta. Io sono colui che ha creato gli animali. Certo però che con Vittorio Sgarbi è esagerato, Io sono colui che sta in cielo, in terra e in ogni luogo. Beato te, io sto sempre qua pure a Ferragosto. Io sono l'onnipresente. Per tutta parte stai tu? Sì, Ovunque? sì, Pure al bagno mentre uno fa la pipì? sì. Madonna, che invadenza! Io sono l'Eterno. Mi sono fatto da solo. Io mi sono fatto. Basta. Io sono colui che si è fatto uomo. Io sono colui che si è fatto una donna ma è passato diverso tempo oramai, Io sono colui che uno è trino. Io sono colui che è una latrina. Io sono l'onnisciente. Quello che mangia di tutto? Quello è l'onnivoro, cretino. Ah già. Io sono Dio. No, io sono solamente un povero Dio. Basta. Finiscila con questa pagliacciata. La mia infinita pazienza ha un limite. Signore, perdonami. Non ti avevo conosciuto, Signore, perdonami. Pensavo che fosse Michele Pellecchia, quello dell'ultimo piano, Signore, che mi fa sempre gli scherzi per dentro al tubo del termosifone. Perdonami, Signore. Lo so che mi potresti scamazzare in terra con l'ombrico, Rosario. Signore. Lo so che mi potresti spellare come una coniglia. Rosario. Lo so che mi potresti arrostire al forno con le patate. Rosario. Lo so che mi potresti... Rosario! Ma chi ti ha detto che io tengo questo carattere? Conosco l'uomo, Signore. Siccome so che tu ci hai fatto a tua immagine e somiglianza, pensavo che fosse valido. No, è l'uomo che ha creato me a sua immagine e somiglianza. Mi sento più tranquillo, Signore. Pensavo il Signore non deve essere un granché se a sua immagine e somiglianza ha creato uno come Buttiglione, Signore. Io non ho creato nessun bottiglione. Eppure ci sta, Signore. Ma non è che tutto quello che c'è l'ho creato io. E allora si è creato per autocombustione, Signore, che te già dici? Insomma, chi è questo bottiglione? Signore Buttiglione, hai presente quella figura mitologica, metà uomo e metà cossiga? Come te già spieghiamo? Non lo conosco. È quello che tiene quel barbiere che l'hanno arrestato per crudeltà mentale, che gli fa quella pettinatura a cazzarola in capo. Tiene pure una sorella che leggeva il telegiornale, poi ha smesso perché si vergognava di ripetere le stronzate che diceva il fratello per dentro la televisione. Non lo conosco. Meglio per te, Signore. Rosario, Sì, Signore. come ti chiami di cognome? Sanza, Signore, Sanza. Quando sei nato? L'11 giugno 1956. Dove? A Napoli. Signore, ma tu sei sicuro che sei il Signore e non sei della Digos? Ma che sei scemo? E fai le domande, che ne sai? Cosa da pazzi, io della dico! Scusa, signore. Ma sono cose che non si credono, avanti! Patente e libretto, Rosario! No, signore, Che cosa mi fai dire, Rosario? Ho un progetto che ti riguarda. Sì, signore. Alzati. Bello progetto, grazie, signore. Io ti conosco poco. Mi piacerebbe approfondire la tua conoscenza. Sì, signore. Che mestiere fai? E che mestiere faccio, signore? Tengo una piccola agenzia di collocamento artisti, si intitola Animazione e Rianimazione, non è peccato, no? Non lo so, dipende. Che cos'è un'agenzia di collocamento artisti? E gli artisti, signore, hai presente? Quelli che creano. Creano! Con tutto il rispetto, signore, veramente. Io tengo una frangata fetiente, signore mio. Tengo un mago siciliano, fa il veggente, non indovina manco le previsioni del tempo, figurati. Come mai? È tossicodipendente, signore. L'ho preso in agenzia, si drogava, era una larva. Poi ha smesso di drogarsi e è diventata una merda, signore. Mo gli do i soldi per andarsi a drogare, meglio una larva che una merda, onestamente, no? Però come mago è bravissimo, fa sparire le cose al supermercato senza fare suonare l'allarme.
fa sparire l'autoradio nelle macchine, dopo una settimana, puff, ti riappaiono a Furcella, guarda, è straordinario. È veramente bravissimo, signore mio, bravo, bravo. Sì. Bene. Poi chi altro rappresenti in questa tua agenzia? Un fakiro, signore, che è Fakiro? guarda, è incredibile, di Bombay. È una Bombay? No, Bombay centro, è Castellammare, diciamo, vicino a Bombay, però sempre di zona, diciamo. Però lui veramente mangia qualsiasi cosa, chiodi, lampadine, tutto quello che danno sull'Alitalia, è veramente bravissimo. È una volontà di ferro, riesce a guardare tutta una trasmissione di Paolo Limiti senza mai cambiare canale, è una cosa incredibile. Fa anche lo yoga, magro, perché quella la frutta gli fa l'acidità di stomaco, allora può farlo. Uomini capaci di tutto. Tutto. Poi sentiamo ancora, chi altro c'è in questa tua agenzia? Una soubrette, signore mio, pensa, è bellissima, si fa chiamare Lara Croft di nome d'arte, perché riesce a stendere 6 uomini contemporaneamente. Una fiatata sola, puff, e vanno a terra. E com'è? Bellissima, faceva l'indossatrice di trattori, figurati, è veramente bello, non ho capito subito qual era lei e qual era il trattore, però... Sì, ma com'è? Purtroppo è piatta, signore, però mo l'ho convinta a rifarsi le zizze, no? Però siccome non teneva i soldi per il momento se n'è fatta una solamente. Mo sta aspettando il mutuo dalla banca per farsi pure la seconda, può lavorare soltanto di profilo per il momento, ecco. Bravo, una bella idea questa. Poi sentiamo ancora, chi altro c'è in questa agenzia? E tengo un ventricolo. Un ventricolo? Non capisco. Un ventricolo, Non capisco, Rosario, un ventricolo? Chi lo come pazza, va signore, ma bravo, non muovere labbra di 1 millimetro, anche perché è l'unico ventricolo che tiene il pupazzo sordomuto, per cui anche volendo non potete... Però balla il tip tap con le labbra immobili, guarda. Bene, Rosario. Quindi tutti quei video, quelle cassette, sono l'archivio dei tuoi artisti. Quali cassette, signore? Quelle dei cazzettini? No, Rosario, quelle che stanno lì dietro. E non be cassetta, signore? No, cassetta, sì. cassetta della frutta, diciamo. No, Rosario, no. Le videocassette. Le videocassette. So documentari, signore. Bene. Quindi calda e sudata è un documentario. Sull'influenza, diciamo, no? Quando uno tiene l'influenza è tutto caldo e sudato. Ecco, anche a letto col cavallo? Febbre alta, in questo caso si tratta di febbre di cavallo. E questo qua, Rosario, Lingue Pazze. Lingue Pazze è un documentario sui dialetti di tutto il mondo, stanno negri, cinesi... Rosario, tu sei sicuro di quello che dici? Non l'ho mai guardato, signore, per cui non posso... Che cos'è? È un telefono, non ti incazzare, signore. E allora rispondi, muovi. Non è peccato, no? Ma che c'entrano i peccati? Che ne Rispondi al signore? telefono. Sì. Pronto, agenzia di animazione e rianimazione, sono il titolare. No, sono cameriere filippino, sì. No, signore, no casa, è uscito purtroppo, sì. Non ho lasciato nessun assegno per te, no. No, mia mamma fa la golf, no, quella cosa che tu dici, sì. Quel signore è in casa, però se sentire come l'ha chiamato, lui fulminale te, sì, arrivederci. Chi era, Rosario? Hanno sbagliato il numero, signore. Rosario? Sì. Non mentire! Non sto mentendo. Se no ti fulmino! No, signore, no. Quante farò io! Perdonami, signore, perdonami, sono un buon cristiano. E che cosa te lo fa pensare? Non ho mai letto né la Bibbia né il Vangelo come tutti i bravi cristiani. Secondo te questo è sufficiente a dimostrare che sei un buon cristiano? Non basta? No. Ma che devo fare, signore? Devi saperlo tu, Rosario. Cazzarola, signore. Non sono razzista, va bene che non sono razzista, Sono proprio a favore dei negri, signore, sono necrofilo, te lo giuro, veramente, guarda. Sono a favore dell'immigrazione fin da bambino, quando mamma mi diceva se non dormi viene l'uomo nero, io appositamente stavo sveglio, signore mio. E infatti ne sono arrivati 2-3 milioni, lo vedi da solo, no, signore? Ma pure al semaforo, signore, quando viene il marocchino che mi lava il vetro, che il vetro è una chiave perché me l'hanno lavato al semaforo precedente, no? Che il marocchino prende quest'acqua che è una munnezza e mi fa tutto il vetro a righe orizzontali e verticali. Mi ingazza, signore? No che non mi ingazza. Ma pure quando arriva il rifugiato curdo che caccia la fotografia dei figli e mi dice non tengo i soldi per mantenerli, e allora caccia la fotografia della mia ex moglie e dico ma anche io tengo i soldi per mantenere a questa.
E allora lui caccia tutto l'album delle fotografie e mi dice noi musulmani di ex mogli ne teniamo 7-8. Mangazza, signore, no che non mangazza, veramente. E questo sarebbe sufficiente a dimostrare che sei un buon cristiano? Non basta? No! Sono pacifista, va bene che sono pacifista? Sì. Ma guarda, proprio qualche giorno fa abbiamo fatto proprio la sfilata dei pacifisti, tutti vestiti di bianco con le fiaccole. Abbiamo fatto 25 chilometri, È arrivato un gruppo di nazischin, signore. Uno ha sputato, il pacifista davanti a me si è abbassato, ma acchiappato cavi. Allora ho guardato il nazischin e gli ho detto, allora ti devo scassare la capa a palate e romperti tutti i denti con un crick per farti capire che so contrario alla violenza. Chi l'ha sputato un'altra volta, il pacifista si è abbassato un'altra volta, ma ha acchiappato da quest'altra parte. Signore mio, non ci ho visto più. Ho preso la fiaccola, l'ho sgommata di mazzate, signore. Più volte! Ma l'ha fatta una munnezza, una cicatrice che l'attraversava tutto quanto. Con violenza! L'ha già appicciata, la fiaccola, l'ha già appicciata. Rosario! Scusa, signore, mi sono fatto prendere. Cosa stai dicendo? Mi sono fatto prendere all'entusiasmo, signore, scusa. Bocciato in pacifismo! Torno a settembre, signore, veramente. Rosario, non vorrei essermi sbagliato. No, sono bravo, veramente, te lo giuro. Passiamo ad un altro argomento. Argomento a piacere stavolta. No. Decido io. Sì, signore. Ecologia. So cintura nera d'ecologia, signore. So proprio il figlio naturale di Piero Angelo e Licia Colò, te lo giuro, signore. So New Age, veramente. E allora perché state distruggendo il vostro pianeta? Ma chi io? Ma lo sai che siete i più grandi produttori di immondizia del nostro universo? Mondizzi, signore, se ti riferisci a Previti e Casini non è colpa mia, signore, veramente. State creando l'effetto serra. Ma che la gente che respira, signore, non dovrebbero. Creano una fotosintesi pedonale, è un problema. Ma lo sai che il livello del mare aumenta di 3 centimetri ogni anno? Ma non ti preoccupare, signore, metto l'asciugamano un poco più sopra e si risolve il problema. La carne dei vitelli è drogata! Pure mio cugino, non fa niente. E il Nigno! La Nigna! La Santa Maria! State facendo il buco nell'ozono con i vostri deodoranti! Signore, tu perché evidentemente non sei mai stato su un tram d'agosto, signore. Che sta la gente con le stalattiti appese qua sotto. Che fanno? Mettere l'albero magic? Ah, ma bella, signore. Smettila, cretino! Almeno, tu ami gli animali? Io adoro gli animali, signore. Sono stato fidanzato con un merluzzo per 7 anni, date una regolata. Ma io non sono come quelli che amano il panda, signore, che è facile amare il panda. Io ho organizzato proprio un'associazione per la difesa del verme solitario, signore, che nessuno lo va mai a trovare. Sarà pure per dove abita, diciamo che è difficile andarlo a trovare. Però, signore, gli animali si estinguono non soltanto per colpa nostra, ma pure perché tu hai fatto degli errori di progettazione, signore mia. Ma di che cosa stai parlando, Rosario? Cazzarola, signore, come si fanno a riprodurre certi animali? Prendi il bradipo, poveretto, è troppo lento, no? È rincoglionito sto bradipo. Ci mette 25 ore per riprodursi, si addormenta, signore. Tu dirai pure gli uomini si addormentano, sì, ma dopo, no durante, signore mio. Ma poi 25 ore sono troppo pure per la bradipa, ci vanno tutte l'eritema, signore. Certi animali sono troppo timidi, la struzza, signore mio, non è possibile, non c'è logica. La struzza è timida, infila la testa sotto la sabbia, rimane col culo a pizza, signore mio. Il struzzo la vede da lontano, il struzzo non è di legno, signore, no? Arriva tutto e non si baciano, non c'è rapporto, no? Certi animali sono troppo pesanti, l'ippopotama quando vede arrivare il marito da lontano, ci viene un panda sta povera femmina, no? Lo guarda e dice, ma no! Ma chi stiamo zombanguolla un'altra volta? Sta preoccupata, diciamo, no? Ma pure l'ippopotamo maschio, signore mie, tiene che cosa che è esagerata, specie di trenino elettrico, ma che dico, un pentolino, signore, no? Che è difficile da gestire, specialmente con una femmina chiatta in quella maniera, tutte pieghe di lardo per tutte parti. La parte femminile dell'ippopotamo è difficile da rintracciare, diciamo, no? Infatti si vede nei documentari l'ippopotamo con la bocca aperta, perché il marito ha sbagliato mira, signore mia, ma bella, forza, Rosario, devo ammettere, non è colpa nostra. Devo ammettere che qualche errore l'ho fatto anch'io. Signore mia. Ma credimi, Rosario,
Creare dal nulla non è stato facile, neanche per me. Ho capito. Ma a proposito di animali, Sì, signore. tu ti ricordi di Noè? Indimenticato Noè, signore. Il centravanti dell'Udinese è stata una stagione... Ma che cosa stai dicendo, cretino? Ma sono sbagliato. Noè è il tennista. Quello è Noah! Chi è Noah? Noè è il cantante di Domenica In? No! Volevo vedere se lo sapevi, ma non è Kill. Il navigatore solitario? No! Bravo. Sì, bravo. Navigatore solitario. Che cos'è questo? È il citofono, stai tranquilla, è il citofono. Rispondi. Sì, signore. Sì? Chi è? Testimoni di Geova. E chi sono? E chi sono, signore? Se non lo sai tu, sono i testimoni tuoi. Che buoni. Ma non sapevo neanche del processo. Ha detto di parlare direttamente con l'avvocato. Sì, sì. Il depilante, la torre di guardia, la mettete nella buca delle lettere. Fate una cosa, mettetela nel cassonetto, poi la prendo io direttamente là. Grazie. Dunque, Rosario, stavamo parlando di Noè. Sì, signore. Mo che ci siamo ricordati di Noè, signore, che volimmo fare, Pensavo di fare un altro diluvio. No, signore, non farlo, signore, ti prego. Poi lo so che finisce come il Titanic, signore. Che si salvano solo quelli della prima classe. Si salvano solo quelli che dico io. Ma perché vuoi fare un altro di lui? Perché gli uomini non credono più in me. Ci credono. E per evitare di affrontare l'argomento, ma ci credono. Distruggerò l'uomo che ho creato e che ha creato tanto male. Signore, questo più che un concetto religioso sembra lo statuto della mafia. I miei santi mi aiuteranno No, in questo. signori santi, no. San Gemini, No, i santi. l'acqua. Santa Barbara, i fulmini. Santo e Johnny, una bella musica. Questo mi pare esagerato. Santa Rosa, dov'è Santa Rosa? Sta facendo la marmellata, signore! Non farlo, signore, pensa al tuo umile servo, signore! Ma se non vuoi pensare a me, pensa al tuo popolo! Io già li sento gridare disperatamente, signore, già li vedo con le braccia rivolte verso di te ad implorar perdono! Già sento il loro grido di dolore! Già, gridate di dolore, fate... Chi sta un grido di dolore? Sti pare un pullman d'alpini, ma bene. Allora, mettiamola sul piano della competizione, dividiamo qui a metà, quelli da questa parte, al mio 3 un bel grido di dolore. 1, 2, 3. Una mezza chiave, comunque. Proviamo da quest'altra parte cosa sanno fare, vediamo se sanno fare meglio di voi. 1, 2, 3. Che fanno fottuta questa parte. Allora, proviamo adesso gli assoli. Signorina, come ti chiami? Mara, un bel grido di dolore. Che è stato, Mara? Un grido? Mara. Chi sta è diluvio? No, per diluvio. Comunque, vabbè, va bene lo stesso. Proviamo da quest'altra parte, vediamo questo. Come ti chiami? Enrico, un bel grido di dolore. Signore mia, con tanti fulmini che si perdono in mare, uno su Enrico, che ti costava, signore? Uno, non è che tanto, si perdono. No, stai serio. Ma com'è Rosario, ma tu li hai visti bene? Ma pensi veramente che valga la pena salvare della gente così? No, Enrico no, signore, però mo che volemmo fare? Quel gruppo laggiù in fondo, quelli là, Sono venuti col pullman, signore. al ritorno gli buco le ruote. No, non farlo, signore, già li vedo con le braccia, un braccio, l'altro si grattano, signore, ma non farlo. E la signorina lì?
Mara, salvala, fatela un numero di telefono, poi ne parliamo, signore. Rosario, lascia perdere loro. Pensa a quelli che conosci. Ma credi veramente che possa essere importante salvare la tua professoressa d'italiano del liceo? Affogala, signore! Affogala, era ignorante come una zappa, signore. Marina Sefarei. Sefarei, teneva un errore di grammatica pure nel nome, signore, mamma, guarda. Era una cosa allucinante, insegnava italiano e latino perché era diplomata in agraria, niente meno. La specializzazione in enologia. L'unica cosa che sapeva di latino era in vino veritas. Stava sempre ubriaca. Quando non stava ubriaca stava incazzata. La chiamavamo Histerix, la gallina. La professoressa d'inglese. Teresa Ceretta di Catania. Madonna, teneva un accento inglese allucinante, signore. Che seppur imparavamo tutto quello che ci insegnava non potevamo parlare manco col cast del padrino. Mamma, guarda. Mi ricordo quando prendeva il libro e diceva: ragazzi, aprite il libro a pagina Cicci One. Sembrava più cinese che inglese, sì. Per imparare 4 parole di inglese a 16 anni ci siamo dovuti andare a drogare a Londra, niente meno. Però era bellissima, era bella sulessa, guarda, arrivava in classe e il minigone si metteva la cattedra, passavano tutta la giornata a guardare sotto la cattedra per guardargli la mutanda. Quando diceva: ragazzi, attenzione a dove mettete la lingua, c'era un boato in classe. Ettore Lorusso. Mamma Carmana, professore di matematica, lo conosci? È morto 15 giorni fa. Sì, grosso, signore, grazie. Rosario! Come puoi pensare che c'entri? Avanti, come è morta? Incidente automobilistico. Che sei stato tu, grazie. Rosario, non te lo permetto! Mamma mia, Ettore Lorusso, professore Mannaro, mamma mia. Chiamava la lavagna le ragazze con la minigonna, si scamazzava sulla sedia, la lingua gli usciva, gli entrava nel colletto, surava come un animale. Con la minigonna 10 in matematica, tu potevi fare i calcoli integrali a memoria 4. In un solo non teneva la minigonna, non sapeva fare, ma anche i calcoli integrali, signore, è stata una tragedia. Ancora il telefono! Ancora il telefono. Rispondi. Sì. No, signore, no, casa, è uscito purtroppo. Stefano. Stefano, sei tu? Stefano, tu sai nuotare, sì. Il gommone di tuo zio funziona regolare? No, è una curiosità. No, ti devo lasciare perché tengo gente a casa, capisci? Sì. Ma figurati se sto con la solita Troia. Rosario! È Troia, signore, è una città della Magna Grecia, stavamo parlando di geografia. Stefano, ti devo lasciare, sì, ci sentiamo un'altra volta, ti chiamo, non ti preoccupare, ciao. Signore mio, io posso capire che tu non vuoi salvare il tuo popolo e te posso capire, signore mio, ma pensa almeno ai miei figli. Che c'entrano adesso i figli? E dici bene, tu uno ne hai avuto e l'hai dato in affidamento, ma bella, signore. Finiscila, cretino! Io prima dell'idea del diluvio avevo pure pensato di rimandare mio figlio sulla terra per risolvere tutti i vostri problemi. Ma chi? Gesù oggi sulla terra, signore, sarebbe stato un casino. Dai, famosi come siete, stavate sempre in televisione, forza. Che cos'è la televisione? La televisione, hai presente quel triangolo che tu tieni in testa? Noi teniamo un rettangolo in salotto, che è la televisione. Ma sarebbe stato un casino, ma Gesù si sarebbe trovato male. Pensa Gesù a 16 anni in discoteca con gli amici, che va dal barman, dice 3 negroni, e quello dice: ma come, voi siete in 12? E Gesù per miracolo trasforma 3 negroni in 12 negretti che si mettono a ballare la break dance. Poi prende il pane e lo spezza e dice: voglio, passatemi la Nutella, che quando mi faccio le canne mi viene una fame della mamma. Dai, sarebbe stato un casino. Che dice: ragazzi, vi farò pescatori di uomini. Wow, dice la Maddalena, queste sì che sono belle notizie, dai. Sì, signore. Ma crescendo, Gesù anche oggi direbbe: è più facile che un cammello entri nella cruna di un ago piuttosto che un ricco nel regno dei cieli. E crolla la borsa immediatamente, signore. Finché non fanno un ago di 27 metri quadrati con una cruna di 8 metri quadrati, che i cammelli che passano e spassano una cosa. Gesù direbbe ancora: beati i poveri. E tutti direbbero: cazzarola, è pure comico, senti là, ne dici di puttanate. Gesù direbbe: chi è senza peccato scagli la prima pietra. E gli arriva una mattonata qua, con tutti che dicono: sorridi, sei su scherzi a parte. Finché l'assumono alla Fininvest per fare il numero con Lazzaro, con Gesù che dice: Lazzaro, scusi, ma che ci fa con le Lumberjack? È lo sponsor, dice il produttore. Anzi, lei dovrebbe dire: Lazzaro, alzati e cammina comodo con le Lumberjack.
E non guardi Lazzaro, guardi la 3, Gesù si rifiuta, Giuda si impicca all'albero delle idee, foppa Pedretti. Pietro, prima che il gallo canta 3 volte, passa la Rai a condurre lo zecchino d'oro, incenso e mirra. E Gesù non può risorgere dopo 3 giorni, ma alle 8:45, dopo Striscia la notizia, perché gli sponsor hanno comprato l'esclusiva dalla manifestazione. Ah, lascia perdere mio figlio. Pensa ai tuoi. Sì, pensa ai miei, signore. Quanti ne ha? Uno, signore, 1,5 m. È un nano? No, hanno 4 anni, è normale. Ah, certo. Voi uomini fate pure i figli. Vabbè, li fanno le donne comunque. E allora se li fanno le donne, che cosa c'entri tu? Signori, i figli si fanno insieme, lo dovresti sapere. Sei onnisciente. Sì, ma sono pure omnidistratto, insomma. capito, ma... Mi vuoi dire come cavolo li fate? Come facciamo, signore? Ma è imbarazzante, sta a dire come fate i figli. Dai, Rosario. Ma dai, signore. Me lo puoi dire. Ma non lo posso dire. Io dai. sono il Signore Dio Tu ho capito, ma non avrai altro Dio al di fuori di me, lo sai. Dai, Rosario, signore. lasciati andare. E come facciamo, sti figli? Parlane. Ti ricordi quando hai pigliato a munnezza a terra, no? Fango. Fango, munnezza, quella che era, insomma. No, hai pigliato, hai impastato, poi e c'è sputata coppa. Ci No? ho soffiato su. Il soffio della vita. E ma sputazza è arrivata. Comunque, vabbè, lasciare. Hai fatto i piedini, le gambettine, poi il tronco, poi le braccine, poi hai fatto anche la bella capa, poi a un certo momento ti è venuta quell'idea, perché te hai fatto Non capisco. sto tubettiello, va, sto coso, sta specie di rigatone, diciamo, sta pellecchia che se ne scende, sta cosa che capa pelata, tutto storto, tutto... Non capisco, Rosario! Tutto indurcinato, Che cos'è questa? Una canna da pesca! Ma piccolina, signore, una cannetta. Lazzo! Ci stiamo avvicinando, Quante signore. lettere? Sempre 5 lettere, Comincia signore, cambia bene. l'iniziale. Wow. Cane! Aspetta, cagniamo strada. Allora, fate... Gioco del biliardo! Bravo, ci sta. Tecca, palle, Bravo, ci sta. buca! A buca, ve ne rompo, signore, un momento. Signore, piano, avanti. Signore, mi è imbarazzante, ma non posso mettermi a dire come si fanno i figli, pure perché per noi non è solo un fatto di riproduzione, signore, è un fatto che la gente perde proprio la cervella per questo fatto. Sapevo di aver fatto le cose per bene. Hai fatto le cose per bene, ma... come tu dico, mosso? Hai presente un film di Banderas e Melanie Griffith? No. Ah, boh, ma tu non sai niente però, signore. Comunque, una specie di quello, diciamo no, che la sera del sabato sera, no? Il papà rinuncia a 5 minuti di sonno, a 2 minuti di sonno, mettiamola così, per accoppiarsi con la mamma, no? Come fanno tutti quelli del palazzo, d'altra parte. Tutti con la stessa donna? No, se no è un bordello, signore, ognuno con la... Comunque, il papà entra in camera da letto senza il pigiama, non sembra Banderas, la verità, Perché tu conosci questo Banderas? No, ma conosco il papà, so come è fatta, una specie di ustel, una cosa... Una cosa liscia. Liscia, diciamo, ma questo sigaro, sta nazionale esportazione, diciamo che... Pene! Si chiama pene. Nel caso del papà Pennino si chiama. Comunque, vabbè, lasciare. Ora, questo pennino si compie alla superba vista della mamma, no? Dorme vestita di 2 gocce di Chanel numero 5. Dorme con l'ode e nemo un but, signore, perché la mamma sente freddo pure a luglio nello Yemen, diciamo. Comunque il pennino del papà si gonfia in maniera esagerata, ma fino a raggiungere dimensioni anche di 5-6 centimetri, è una cosa, diciamo, consistenza, e questa enorme struttura va a sparire tra le pieghe della pancia, diciamo, no? Papà guarda la mamma, fa un bel ghigno e dice... Mo ti sistemo per le feste. La mamma guarda il papà e comincia a ridere, no? Però la mamma pensa, ogni 7-8 mesi l'ha già fatto sto sacrificio, allora prende il telecomando e cerca qualcosa da guardare in televisione. Però anche l'organo della mamma, diciamo, si prepara all'amore, infatti diventa come una specie di vongola verace. Detto così fa schifo, signore? Labbra prensi. Comunque lascia perdere questo fatto. E in questo clima altamente erotico inizia la copula, diciamo. La copula sarebbe il cappello dei siciliani? Che è la coppola, signore? E quanto tempo dura questa coppola? Beh, dipende dalla marca, Se è Borsalino anche 5-6 anni, signorina. Rosario! Tu dici la coppola, signorina, capelli! Quando dura l'accoppiamento? Ti ho detto che la mamma cerca una cosa in televisione, trova il telegiornale, dura il tempo della sigla del telegiornale, diciamo, no?
come appare la faccia di Cocò zappata frangata, l'orgasmo. Che cos'è l'orgasmo? L'orgasmo è come se il papà abitasse all'8° piano senza ascensore, diciamo, no? Che arriva... e stramazza. Insomma, una specie di infarto. Capita pure quello. Quindi la mamma e il papà vanno in catalessi. No, solo il papà, signore. E la mamma? Niente orgasmo? Una tantum, diciamo, ecco. Dell'orgasmo della mamma ne parla Asimov in un libro che si intitola Un pianeta lontano milioni di anni luce, ma è andato esaurito pure il libro, oramai, signor, non si trova, il libro non si trova più, Sì, vabbè. cose, diciamo... Ma la riproduzione? Ah già, la riproduzione. Come avviene? La riproduzione avviene quando il gommone si rompe e tutti i profughi se ne vanno per tutte parti. Ma quali profughi? I spermatozoi, signori, sono peggio dei cinesi, signori miei. Ce ne stanno 300 milioni in 1 millimetro quadrato, è una cosa terribile. Cominciano queste migrazioni dentro la mamma, no? Verso il nord. Una normale migrazione, diciamo, no? Chi apre una pizzeria, chi va a lavorare alla Fiat, il più furbo, vede l'ovulo, bussa, tocca, dice l'ovulo, cappuccetto rosso, dice i spermatozoi. E gli altri? 1 su 1000 ce la fa. È il numero chiuso, signore, purtroppo è proprio il numero chiuso. Comunque, appena il spermatozoo entra nell'ovulo, la mamma rimane incinta e se ne accorge immediatamente. Infatti, dopo 28 secondi comincia a vomitare, diciamo. Anche il papà comincia a vomitare, ma solo dopo che la mamma gli ha dato la bella notizia, diciamo. A questo punto comincia la gravidanza, che come dice proprio il nome stesso fa succedere un sacco di cose assai gravi. Infatti la mamma da quel momento non può fare più niente, non può fare il motocross, non l'ha mai guardato manco in televisione, ma sto fatto la fa incazzare moltissimo, signore. Comunque alla mamma cresce la pancia e al papà cresce il fegato invece, no? Il papà piange tutta la notte e alla mamma gli vengono le voglie di ammazzare il papà. A questo punto comincia proprio la divisione dell'ovulo, prima in 2, poi in 4, poi in 8, poi in 16. Rita Pavone si è fermato a 36 divisioni, no? Pavarotti è arrivato a 362 mila milioni di miliardi. Ed ecco che intervengono i geni. Come ti spieghi i geni? I geni sono questi animaletti che XX femmina, XY maschio, 1, 2X tripla. Vabbè, lascia perdere i geni, non me lo ricordo. Comunque questo bambino cresce immerso in un liquido e riceve una spinta dal basso verso l'alto ogni volta che il papà fa l'amore con la mamma, diciamo, no? E piglia tante capate, anche se è pericolosissimo fare l'amore durante la gravidanza, specialmente per il papà, diciamo, specialmente se lo fa con un'altra donna, perché la mamma proprio gli taglia le pallucelle e il papà non può mai più avere figli in omnia secula seculorum, no? Ora questo bambino cresce nella placenta, che fa molto bene ai capelli la placenta. Non si è mai capito perché il bambino nasce calvo, comunque lascia perdere pure il fatto della placenta. Comunque, fa te che dopo 9 mesi, com'è, come non è, come a Mosè, vada frangata, si aprono le acque, no? E comincia questo parto, che si chiama parto proprio perché il bambino piglia e crede. Ora nei film di solito si prendono gli asciugamani e l'acqua calda, che nessuno ha mai capito a che cazzo servono. Nella realtà invece, la realtà è diversa. Nella realtà la mamma va in ospedale col taxi, il papà ce lo portano in ambulanza invece, no? La mamma comincia a sudare, a gridare e si dimentica di tutti gli esercizi di respirazione fatti per 7 mesi a 490.000 lire al mese. Il papà comincia a gridare, a sudare finché sviene, no? Questo bambino nasce e gli danno un pacchero per farlo respirare, al papà gliene danno 15-20 per fargli passare la crisi isterica e sto bambino nasce senza il libretto delle istruzioni, signore, da quel momento non si capisce niente più. Certo che il prototipo dell'uomo era molto meglio di quello di oggi. La produzione in serie è una monnezza, signore. Tant'è che il papà diventa un deficiente totale, passa tutta la giornata a fare un cretino, signore. Che il bambino si preoccupa, no? Poi pensi in che cazzo di famiglia sono nati? Si guarda intorno e dice ci sarà qualcuno normale qua dentro con cui scambiare 4 parole, insomma sta assai preoccupata.
Invece di notte il papà si trasforma, diciamo, diventa una specie di Mr. Hyde, sta nel suo letto con gli occhi sgranati che pensa chi sta sempre azzeccato alle zizie di mia moglie e sto incazzo, sto fatto fa incazzare molto. Comunque, appena il bambino piange nella sua stanzetta, il papà dice alla mamma, lascia amore, vado io. Va nella stanzetta del bambino, punge il bambino con uno spillone, il bambino piange più forte, papà torna dalla mamma e dice, amore, ho provato in tutte le maniere, ma devi proprio andare tu. E riesce a dormire tranquillo fino alla mattina successiva. Ma pure la mamma tiene che la cervella che non l'aiuta, signora. La mamma è capace di dire cose che non stanno né in cielo né in terra. Capace di dire, vieni qua che sei tutto sudato, ti ha mandato a giocare a pallone a luglio vestito da alpaca, signore mia. La mamma è capace di dirti cambiati la mutanda, che se vai sotto un trattore e ti portano all'ospedale, che figura ci facciamo? Ora mo, signore mia, c'è contraddizione, no? Perché già quando lo vedi arrivare da lontano il trattore, pure se tieni la mutanda pulita, diciamo, no? Se n'è andato tutto il ben fatto, no? Ma ora che ti portano in ospedale la mutanda si è disintegrata, signor, non la trova più, manca la polizia scientifica. La mamma è capace di dire mangia tutta la pappa che diventi come il papà. A parte il fatto che stanno bambini che a 6 mesi pesano 93 kg, ma il figlio di Lamberto Dini che avesse avuto pensato di fronte a una cosa di questa maniera. Dai. Ancora questo maledetto telefono! È frequentata la gente. Rispondi! Subito faccio, signore. No, signore, no caso, è uscito, è andato via. Oh? Ci capiamo. Momento. Per te. Per me? E perché non mi hanno chiamato sul cellulare? È che se tieni Omnitel non piglia a casa, signore. Ma no, segna 3 angioletti. Allora mo ci dica, ha detto che tiene 3 angioletti. Vabbè, passamela sul centralino. Sì. Fai 1 e trino. Che è 1 e trino? 1 e 3. E non tengo centralino. Ah, vabbè, tieni la cornetta in alto così. Ma dove la metti? Non so dove è la ricchia, signore. Va bene comunque, va bene, pronto, chi è? Ma no, sono a casa di uno. Sì, uno. Ma come sarebbe, non mi credi? Tommaso! Di. È vero, me ne ero proprio dimenticato, sì. Vabbè, mi sbrigo e torno subito, metti giù, mannaggia, me ne ero proprio scordato. Che è stato, signore? Mi ero dimenticato che stasera ho a cena a Buddha con la famiglia. Chi le magna, uno che... Il dolce lo portano loro? Il budino, dico, se lo portano a prendere. Rosario! Non le so queste cose, signore, non le so queste cose, non è che posso sapere tutti io. Signore, sbrighiamoci, organizziamo questo diluvio ma che organizziamo questo diluvio? Che ci mettiamo a fare i diluvi in questa maniera? Signore, piano, un momento, non precipitiamo. Lo so che non è un gran mondo questo, stanno un sacco di cose che non si capiscono. Ancora? Ma è pur sempre un bel... Alla tua età ci sono ancora cose che non hai capito. Ce ne stanno un casino se è per questo, ma non è che ci possiamo mettere a fare i diluvi in questa maniera. Quali sono queste cose incomprensibili? Signore mie, ce ne stanno troppe, stanno assai. E quali sono? C'è gente che non sa se lavarsi le mani prima o dopo aver fatto la pipì, signore mie. Facessero come me, se la lavassero durante e risolvono il problema, Non capisco quelli che dicono sono sportivo perché guardo la partita in televisione. Allora io sono giornalista perché guardo telegiornale, signori miei. Non capisco certe pubblicità, quelle degli assorbenti piccolini con le ali. Signore, se vedi qualcuno che vola, non è un angelo, è uno che tiene le mestruazioni, signore miei. Quell'altro della pubblicità che non usa lo shampoo giusto, tiene una forfora sulle spalle che gli hanno fatto il presepe qua sopra, uno schiliffete che parte dalla spalla, arriva fino all'orecchia, e 2 tossicodipendenti che non hanno capito un cazzo che da dietro si pippano tutto. Non capisco Beghelli, signore, fa troppa cosa stu Beghelli, signore mia. Che uno torna a casa e trova la mamma assettata in coppa al televisore, dice mamma che fai là? E te le salva la vita, mamma chi e te le salva la vista, cerchiamo di capirci. Non capisco quelli che la pubblicità la mettono sotto il tergicristallo, che tu la vedi da lontano ti viene un infarto perché pensi che è una multa. E invece scopri che Silvana ha aperto una friggitoria a Forlì. Ma che me ne fotte, io abito a Napoli, signore mie. Non capisco Marina Ripa di Meana, nuda, fa bene alla natura ma fa male allo stomaco, signore mie.
Non capisco quelli che partono per le vacanze intelligenti, che partono alle 2:34 del mattino e si ritrovano con milioni di intelligentoni che sono partiti tutti alle 2:34 del mattino e c'è un deficiente che parte a mezzogiorno, non trova un cazzo di nessuno, signore mie. Non capisco, signore. Non capisco perché quando compri un telefono cellulare il giorno dopo ne esce uno che sa fare il doppio delle cose e costa la metà. Non capisco i profilattici alla fragola e al mirtillo, signore. Boh, forse per ottenere l'effetto calippo, vai a sapere queste cose. Non capisco perché nei profilattici ci mettono le istruzioni per l'uso, ma che ci hanno pigliato per deficienti. Indossare solo dopo aver raggiunto l'erezione, lo so da solo che non si mette col calzascarpe, signore mie. Non capisco la segreteria telefonica che quando torni a casa premi un bottone e senti uno ciao sono io, richiama. Io chi? Chi cazzo sei? Nome e cognome, santo Dio, avanti! Rosario, calma! Calma! Che calma! Ma vuoi sentirti male? Se non mi sento buono. Quindi Mamma come vedi, Carmine. non avrei poi tutti i torti a fare un bel diluvio che ripulisca tutto. Ma tu lo devi fare il diluvio, signore, tu lo devi fare, ma che non lo puoi fare qua, capito? Noi teniamo le alluvioni, teniamo i terremoti, ci manca solamente il diluvio, signore. Valla a fare in Svizzera sto diluvio, no? È gente precisa, tu gli dai un orario, facciamo il diluvio alle 11:40. Quelli ti fanno trovare tutto pronto, l'arca, l'animale, la cioccolata, tutto pronto, E se no valla a fare alle Filippine, no, alle Filippine no, se no non si trova anche una donna di servizio. Vallo a fare in America, sei stato mai in America? Io sono stato in cielo, in terra e in ogni luogo. Ma eri scordato che sei peggio del Papa, per tutte parti sei stato tu. Io invece non sono riuscito, perché non sono riuscito a entrare in America. Dovevo compilare il questionario, ma non sono stato capace. Gli americani sono strani, signori, fanno certe domande che non si capiscono. È affetto da disturbi mentali? Fa abuso di stupefacenti? È tossicomane? No, ancora no, ma se mi fate entrare ho delle buone possibilità, diciamo. Intende svolgere negli Stati Uniti attività criminali o immorali? Volevo un brevetto da pilota per volare vicino alle funivie, ma credo che ci siano posti esauriti, signore mie. Ha mai rapito un minore cittadino americano? No, ho rapito 3 bambini bulgari, ma sono bulgari, non vale. I bulgari non vale, signore mie. Gli americani sono strani, signore, dai, ma si vede pure dai telefilm, dai, loro tengono Hey Harram, medici in prima linea. Noi teniamo il medico in famiglia, signore, siamo gente più semplice, diciamo, no? Ma pure i poliziotti, dai, loro tengono John McCallan, che è del titolo al film, una 44 per John McCallan, fa pensare a una pistola micidiale, no? Noi teniamo Ciro Scapece, che è del titolo al film, un 44 per Ciro Scapece, fa pensare a un paio di scarpe troppo grosse, no, signore mie? John McCallan, dopo una giornata di inseguimenti dove ha distrutto 23 macchine, 48 aerei, ha ammazzato 27 mafiosi, ma no con la pistola perché ha finito i colpi, a mozzichi sulle orecchie, se le scanocchiate. Torna a casa in questa villetta bianca dove il bambino ha lasciato la bicicletta in giardino, no? Pure Ciro Scapece, dopo 8 ore a Piazza Dante a correre appresso agli scippatori, torna a casa, dove prima, se il bambino ha lasciato la bicicletta in giardino, non ce la ritrova, diciamo, no? Secondo, forse non ci ritrova manco il bambino. Terzo, dove cazzo lo tiene il giardino Ciro Scapece con lo stipendio da poliziotto, signore mie? John McCallan entra a casa e chiama la moglie, donna! Si chiama donna perché lui è uomo, se no si fa casino. Donna è di spalle, donna si gira, è una specie bambola gonfiabile, con 3 chili di capelli, biondo cuccarini, 180 denti, bianco cocaina, 1 ettaro di labbra, che da noi una così non se la può permettere, ma anche il sottosegretario ai lavori pubblici, pagando ovviamente. Ciro Scapece torna a casa e chiama la moglie, Filumena! Filumena è di spalle, è meglio che non si gira, signore. Comunque, anche se si gira, la differenza è minima. Filumena tiene 3 kg di bigodini, 6 denti giallo pianerottolo e 1 ettaro di labbra per via dell'herpes. Donna è un monumento di ormoni che se un poliziotto italiano la vede non sopravvive. Filumena è un monumento di cellulite che se un poliziotto americano la vede comunque non sopravvive, signori. John McCallan decide di andare in cucina, attraverso tutta la casa, ci mette 20 minuti.
abita a Versailles, visto, no? Arriva in cucina, apre il frigorifero, si versa un whisky, 6 uova, un bicchiere di latte da 28 litri, le quote latte in America fanno paura, signori miei. Ciro Scapece entra a casa, già sta in cucina, apre il frigorifero e si mette a piangere. John McCallan guarda donna, sei il mio tipo bambola, saranno i tuoi occhi? Ciro Scapece guarda Filomena, sembri una tipo bambola, anzi una 127, oh? Saranno i tuoi occhiali forse. Donna si sfila malizioso una vestaglia che da noi non se la può permettere manca la moglie di un camorrista, figuriamoci la moglie di un poliziotto. Sotto appare una mutanda di pizza da 3 kg, un reggiseno che costa come tutta la 13ª. Donna sembra la Barbie, l'unica differenza è l'altezza. Filumena, signore mio, si sfila sudaticcia una tuta da ginnastica grigia. Sotto appare una mutanda di lana che cazzottina. Filumena sembra Omar Sivori. L'unica differenza i baffi. Omar Sivori i baffi non l'ha mai portato, signore. Valla a fare in America sto diluvio, no, vai in America, te ne vai in America e va a fare il diluvio in America. Rosario, dove farlo lo decido io. Ma perché? Ora basta con le chiacchiere, al lavoro. Abbiamo solo poche settimane a disposizione. Voi potete andare 10 minuti al bar, ma tornate, altrimenti vi fulmino! Non ci fatto niente, 1, 2, 3, 4, una presa Dunque sola. allora io faccio primiera, Che 7 fai? bello, Aspetta, che fai? primiera, Quanto 7 tiri? 4. 6. 2 Rosario. li hai creati dal nulla, niente. Rosario, No, veramente, non è possibile. non te lo permetto questo, eh? No, non me lo permetto, voi giocate 3 contro 1. Ma che significa? Padre, Figlio e Spirito Santo, io solamente, forza. non è Rosario, io possibile. sto giocando come uomo. No, tu stai in cielo intero, in ogni luogo, pur cadere mi guardi carta, Rosario, non te lo permetto, eh? Non me lo Allora, permetto. dunque, guarda ero a qua, sette- guarda qua, Che c'è? tengono un jack a bastone, non esiste manco jack a bastone. Dai, eravamo a 7, 4 punti li faccio adesso, 11. O telefono, non guardare carta, vabbè che guarda, tanto le sai. Rispondi. No, signore, no, caso uscito. No, signora, no, un attimo, no, era John, il cameriere filippino, sì. Lascia John, ci penso io, eccolo, sistemato, sì. Lei telefonava per organizzare uno spettacolo, un show. Io organizzo proprio show, sì. Quando, signora? Fra 2 settimane. Non ce la facciamo tra 2 settimane. Non ce la facciamo, signore, fra 2 settimane, no? No, parlavo con l'idraulico, sì. Socio in affari, sì. Dove, signora? Al mare? A Cortina. Forse ce la facciamo, ora che viene all'acqua, no? Ci vuole un poco, no? Ah. Sì. No, è completo, lo spettacolo è completo, tutto, anche la soubrette, sì. Solo di profilo. Perché è egiziana, signore, purtroppo. Rosario, sì. sbrigati, su. Momento. Sì, anche il mago, tutto qua, fa sparire qualsiasi cosa, nasconde le collane. Rosario. Sì, momento. Dai, muoviti. Ventricolo c'è pure il ventricolo, chi le pupazzi, signore. Sì. Rosario. Signore, faccia una cosa, richiami settimana prossima, sì. Se non piove, se piove lasci perdere, non è caso, grazie. Arrivederci, signore mio, Rosario, indirecchi, Rosario, sto parlando di lavoro. Un po' che democrazia, ma bella. Che cos'è la democrazia? Come te lo spiego questo fatto? La democrazia, signore, è quando tutti decidono chi decide, no? Come ti devo dire? Metti che tutti dicono fini, fallisce Giovanni Rana. Pure tutti dicono bindi, fallisce la gelateria del corso, Non ho capito. Si fa che referendum. Che cosa sono i referendum? Dai, referendum sono che quando ti piace molto una cosa che vuoi dire sì, scrivi no. Se non ti piace che vuoi dire no, scrivi sì. Non ho capito. Ma anch'io, signore, non ti preoccupare. Comunque si fa con le camere del Parlamento che... Come sono queste camere? Spaziose. Non ci va mai nessuno, ma sono spaziose. Si dovrebbero riempire con le votazioni, no? Come si vota? Questo è difficile, signore, c'è il maggioritario corretto, il proporzionale all'inglese, il turno unico all'occhio di bue.
la coalizione tripla alla matriciana, il maggioritario storto Saciccia e Friariella. Insomma, una specie di trattoria. Mangiare si mangia, diciamo, ma non è proprio una trattoria. Come ti spieghi? Ecco, la democrazia è quando decidono di riaprire le case chiuse perché non sanno dove mettere la Mussolini, oppure, che ti devo dire, quando decidono di fare tornare i Savoia in Italia proprio il mo che noi siamo entrati in Europa, che cazzo tornano a fare che non trovano a nessuno, no? Ora il garante di questa democrazia è il Presidente della Repubblica, no? Quando hanno fatto stu ciappi, no? Stu specie buattelle con i bocconcini di carne, diciamo, no? Stu ciappi, che è diverso, diciamo, dal Presidente americano, perché se Clinton fa una porcheria con una segretaria è uno scandalo, no? Se Ciappi fa una porcheria con una segretaria è un miracolo, signore, è proprio completamente diverso il concetto di democrazia, no? In tutto questo, diciamo, sempre a garanzia di questa democrazia c'è la libertà di stampa, chiunque può avere un giornale, Giuliano Ferrara per esempio. Giuliano Ferrara? Anche lui fa le porcherie con le segretarie. E chi? Giuliano Ferrara? L'unico che tiene il bidet con lo specchietto retrovisore, signore, non è possibile. Non te lo spiego. Allora, la democrazia è cominciata tutta ai tempi del Risorgimento, ti ricordi? Cavour, Vittorio Emanuele. E chi sono? E chi so? Cavour è una piazza e Vittorio Emanuele è un corso, no? Mi pare. Vabbè, i fratelli Dandolo, te li ricordi? Dandolo, Gongolo, Eolo, Cutolo, non te li ricordi? Non mi dice niente. Belfiore lo sai. Ah, Belfiore. Belfiore, dai, metà Belfiore. yogurt, metà formaggio. I martiri di Belfiore sono morti perché hanno mangiato lo yogurt scaduto. Ma bella, signor. Garibaldi e Bixio questo lo conoscono tutti, dai. Garibaldi e che Bixio smise di fumare e cominciò a farsi l'eroina, ti ricordi? Che Garibaldi si incazzò come un caimano perché l'eroina era sua moglie, ci fu uno scandalo al tempo, uno scandalo grosso. Che poi arrivarono in Sicilia e trovarono Rosolino Pilo, no? E chi è Rosolino Pilo? Il nonno di Gianni Pilo, credo. E chi è Gianni Pilo? È quello che fa i sondaggi per Berlusconi, no? Ah, Berlusconi, lo conosco. È quello che dice di essere me. Esatto, è proprio lui, signore. È uno nuovo della politica, Sì, ha ancora il certificato di garanzia. Notano già l'avviso di garanzia, signore, è diverso. È quello che il giorno che nacque ci fu un gran crepitare di fuochi d'artificio. Lupare, erano lupare, signore. È l'erede da Andreotti. Andreotti lo conosci, no? Ma personalmente, Giulio. Non avevo dubbio. Ora, Andreotti, ti ricordi, è quello che spezzò una lancia a favore della mafia, infatti la tema di Falcone, pum, saltò in aria, no? Ecco, Berlusconi è l'erede, è quello che ha fatto la rivoluzione, diciamo, nel mondo della giustizia, infatti adesso la legge dice che si può essere giudicati a condizione di essere assolti, no? Se una tantum ti condannano, la pena va scontata da un fratello di nome Paolo, proprio questa è la legge, non è che è la legge, signore, non è che sono cose che uno se le inventa da un giorno all'altro, è proprio la legge. Vabbè, ma dove pensa di arrivare uno così? Ad Amamet, credo. E questa sarebbe la democrazia? Non è che questa è la democrazia, signora, la democrazia è un ideale per cui la gente perde pure la vita. Ti ricordi le 5 giornate di Milano, le 4 giornate di Napoli? Perciò Bossi sta incazzato, perché dice che ci siamo presi un giorno di vacanza pure durante la rivoluzione, E sta incazzato. Adesso chi è questo Bossi? Bossi, dai. Un orso! Più che un orso è un suino, diciamo. Però l'orso lo tiene nel simbolo, tiene un orso polare seduto sopra un igloo che dice all'eschimese che sta dentro: torna a casa, terrone, non è... È rivoluzionario culturale, ha sostituito la lingua col grugnito. Quindi è un maiale. È un agitato, diciamo, però una soluzione ci sarebbe. Da quando la Pivetti si è sposata, sta tranquilla, troviamo un bel giovanotto che dà 2 bottarelle pure a Bossi e sta tranquillo pure lui, hai capito? Come ti devo dire? È il capo della Lega, ecco. Sì, vabbè, ma questo Bossi io non l'ho mai sentito nominare, quindi non avrà fatto nulla di importante. Ha fatto una moneta, signore, da quando non c'è più il franco e il marco lui ha fatto l'Umberto, diciamo, no? Che questa moneta con la sua faccia stampata col berretto frigio, hanno fatto pure dei falsi, hanno sostituito il berretto con un preservativo, non se ne è accorto nessuno. E sono stati anche al governo questi della Lega? Cazzarola, Maroni è stato proprio ministro degli interni, è come se avessero fatto i fratelli Salvo ministro della giustizia, signori miei.
Però una cosa giusta l'ha detta questo Bossi: abolizione dell'inno di Mameli. Chi è stu Mameli, signori? Che canzoni famose ha scritto stu Mameli, eh? È stato mai a Sanremo stu Mameli? Mai. Mettiamo un bell'inno di Lucio Battisti, le bionde trecce, gli occhi azzurri, e poi, che lo sanno tutti quanti, pure i calciatori, e non fanno che la figura è merda in mezzo allo stadio, che non conoscono le parole dell'inno di Mameli, eh? Che poi Lucio Battisti tiene pure il padre che ha fatto il Risorgimento. Ah sì? E chi è? Cesare Battisti, signore. Invece mi dicono che quel Fini è molto disponibile, specialmente con gli immigrati. Sì, dice che sono una risorsa. Sì, dice sono una risorsa, mangiamoceli, sì. Dice saranno difficili da pulire, ma insomma proviamoci. Ho capito Rosario, cos'è questa vostra democrazia. Non hai capito, perché tu continui a confondere le persone con i concetti. La democrazia è fatta di tante persone, che ti devo dire, c'è D'Alema. Il comunista! Non è comunista, signore, te lo giuro sulla testa di Veltroni, veramente non è comunista. Ha abolito proprio la parola sinistra, signore, pure in Parlamento, poi c'è il centro-destra e il centro di là eventualmente, signore. Pure la parola compagno, via, pure a scuola, mo si chiama il tizio che sta seduto di banco vicino a me. Via il rosso, pure dalla bandiera, mo stelle e strisce, signore. Ma è pur sempre comunista! Ma non è vero, signore, ti ricordi i compagni che piangevano quando è morto Berlinguer? Mo piangono perché è vivo D'Alema, signore. Ma la sinistra in tutta Europa è al governo! Ma perciò noi teniamo D'Alema, signore, per evitare che questo succeda pure da noi, signore mio. Ha cambiato pure l'inno del partito, mo si canta avanti popolo, alla riscossa, giochiamo in borsa, veramente. Ma allora, qual è la differenza tra Fini e D'Alema? La cravatta, signore. Quindi, Rosario, non ci sono più i comunisti. Ma no, è rimasta Alba Parietti che continua a dire sono comunista, seguite il mio esempio. Bertinotti si sta rifacendo le zizze, signore, date una regolata. E quel Cossutta di cui ho sentito parlare? Cossutta, signore, se non gli trovano un lavoretto da fare finisce che si droga, Cossutta. Poi chi ci sta in questa democrazia? C'è Rosy Bindi, l'anatra DC, poi chi ci sta? Erpecora. Ah, la pecorella smarrita. Ma la ritrovano sempre, poi c'è Pannella. E che fa? Regala il fumo, signore Pannella. Il problema è che a me non mi ci acchiappa mai, comunque. Va bene, Rosario, ho capito. Questa vostra democrazia è un affare che a me non riguarda. Lo so, signore. Ora basta con queste fesserie. Lo so che non ti riguarda. Parliamo di cose serie. Ma da voto fatto dell'arca, signori miei, è una settimana che mi stai dentro le orecchie con questa storia dell'arca. Non posso fare l'arca, non la posso fare. Non posso fare una nave di 180 metri di lunghezza in un appartamento di 34 metri quadrati, signore. E poi non sono capace, avanti, non sapevo fare manco il meccano da bambino. Ti darò io una mano. Ma perché proprio io, signore? Ti ho trovato sulle pagine utili. Grazie per l'infinita stima, signore. Rosario, ma in fondo cosa ti chiedo io? Devi solo costruire un'arca e imbarcare tutti gli animali. E la puzza? Mi sono abituato io, si abitueranno anche loro a stare con te. Signore, se imbarco tutti gli animali di contorno, che mi mangia, Vabbè che tanto l'erba la deve imbarcare, gli elefanti mangiano 2 quintali d'erba al giorno. Anzi, deve imbarcare più erba di quanto se ne sono fumati i Rolling Stones in tutta la loro carriera, la verità. Ma non pensare sempre agli aspetti più difficili. Pensa al panda, consuma poco. Quella è la panda, Poi chi glielo dice all'agnello che viene pure il lupo? Dai, Rosario, ora smetti di lamentarti e di fare domande. Al lavoro. Devi fare l'arca. No, non la faccio. No, io non voglio stare solo, signore. Io sono solo da un'eternità. Ci si abitua. No, io non mi sono mai abituata, so solo fin da bambino, ero scontroso. Sarà che i miei volevano una femmina, signore. Che allora non è come mo che c'è l'ingegneria genetica, si può fare qualsiasi cosa, prendi il DNA di un capello di tomba, una cellula di Magalli e fai una palla di neve, per esempio, no? Oppure che ne so, puoi avere Valeria Marini col cervello di Rita Levi Montalcini col cervello di Valeria Marini, che non so che è peggio tra le due cose, signore. Allora quello che veniva e sto venuto io. Io non ho mai conosciuto i miei genitori. Ho vissuto sempre da solo, 200 miliardi di anni da solo.
Che hai fatto? Hai giocato con la PlayStation tutto questo tempo? Poi un po' per noia, un po' per solitudine mi sono stufato e mi sono messo a creare. È stata un'esperienza bellissima. Io mi sono realizzato nella creazione. Beato te. Io mi volevo realizzare, signore, volevo fare l'allenatore di calcio e invece mi sono sposata, Ah sì? E com'è andata? Male, ti innamori di un sorriso e ti prendi tutta la ragazza vuoto per pieno, diciamo, ecco. Poi mi sono scucciato, ho dovuto pagare un riscatto per farla rapire, niente meno. Le femmine sono strane, signore, vogliono cambiare l'uomo che amano. Se non ci riescono si incazzano perché non ci sono riusciti. Se ci riescono si incazzano perché non gli piace più, hai capito? Io l'ho sempre detto, ciò che ho creato diviso, l'uomo non unisca. E lei ti manca? La lontananza è come il vento. Spettina. Rosario mio, è difficile trovare un equilibrio e vivere bene con se stessi. A me lo dici, signore? Io ho provato in tutte le maniere a essere felice, signore. Sono diventato pure New Age, signore. Adesso faccio l'urinoterapia. Ho sostituito il tè della mattina con la pipì, signore. Ho sostituito pure la Nutella, signore. Ti voglio dire anche con che. Mi sono iscritto a tutti i corsi New Age. La scuola Radio Elettra di Torino. Buddista e riparatore TV. Ti mandano le dispense a casa, se muori fulminato ti rincarni in cirmi gastronomo. Facevamo la lettura dell'aura e quella del contatore. Se prendi la scossa le puoi fare contemporaneamente. Ho fatto pure l'agopuntura. Ho dovuto smettere perché un porco spino si era innamorato di me. E poi vi siete lasciati? Con chi? Col porcospino. Che cazzo hai capito, signore? Ma dai, Rosario, dai. L'ho detto soltanto per farti smettere di piangere. Sì, Su. Io volevo soltanto essere normale, signore. Pensavo che essere normale fosse sufficiente a essere felice. No, perché mi fai questo, Perché la gente non rispetta più la mia legge, i miei comandamenti. No, perché tu sei esagerato, signore. Tu hai fatto i peccati mortali, dai, fai i peccati moribondi, no? Fai i peccati feriti gravi, ma mortale è troppo, signore mio, dai. A parte il fatto che i ricchi sono avvantaggiati. Rosario! Che cosa stai dicendo dai, ora? Signore, dai, piglia quella cosa, io sono il Signore Dio tuo. Michele Pellecchia, quello dell'ultimo piano, che è shintoista. Ma che c'entra adesso il profumo? Quale profumo? Shintoista! Chi è egoista, signore? Ma no, sei tu però, Comunque è cristiano, l'hai trattato come De Benedetti. Ah, ma bello, pure quell'altra cosa, non fornicare. Non fornicare significa non commettere atti di libidine. Con le formiche? Ma quali formiche? No, perché c'ho una bella mira che formiche. Rosario! Comunque, anche qua, i ricchi sono avvantaggiati. Primo perché tengono formiche più belle. Secondo perché se i ricchi non formicano giocano a golf. Se i poveri non formicano guardano Domenica in mutande sul divano. Pure quell'altra cosa della roba da altri, signore. Questo valeva se tutti tenevano le stesse cose, ma se uno tiene di più e uno tiene di meno, quello che tiene di meno desidera. Allora se le vuole comprare non tiene una lira, le ruba, piglia e lo mettono in galera. E così ha peccato 4 volte. Primo perché ha desiderato, secondo perché ha rubato, terzo perché se lo sono formicata e 4 perché nomina in vano a te, a tua moglie, a tua figlia, a tutti i parenti della terza, quarta generazione mentre sopportano appoggio reale. Ah, ma belle, signore, Ma, signori, pure quell'altra cosa della donna d'altri, signore mio, la donna d'altri, forse tu hai presente Bruce Willis? Sì. Hai presente che formica di moglie esagerata? Che tiene Bruce Willis, Demi Moore. Ma certo che ce l'ho presente, l'ho fatta io. Te la sei fatta? Ma che dici, Rosario? L'ho fatta io, l'ho creata io. No, perché se ero rubato terno ma facevi. Rosario! Lascia perdere. Ora mo tu hai mica presente Michele Pellecchia all'ultimo piano, no? Sì. Hai presente la moglie di Pellecchia? No.
A te mi murri ce l'hai presente la moglie Pellecchia, no? È quella specie di lottatore di sumo, signore mie, con delle vene varicose grosse come marmitte catalitiche, che l'ultima volta che è stato dal medico gli ha consigliato di mettere gli umidificatori il coccio là sopra, no? Ora quando la moglie di Pellecchia va da Pellecchia e dice amore chi preferisci a me e a Demi Moore, quel povero uomo che deve rispondere dice a te amore mio, no? E ha fatto pure falsa testimonianza, capito? Così Bruce Willis si chiama Demi Moore e Pellecchia va all'inferno, hai capito come stanno Rosario, le cose? Ecco. Rosario, tu stai tergicristallo! Sì, sto a tergicristallo io. Tu stai dici. Tergiversando! Tu stai in cielo in terra in ogni luogo, ma a scuola non ci sei stato mai, signore. Tergiversando si dice. Poi io non sono d'accordo con questi peccati, signore, che è peccato mortale dire le bugie, picchiare i bambini non è previsto, parcheggiare in quarta fila non è previsto, signore mio. Dai, ma poi tu tieni una religione troppo triste, signore. Le suore sono tristi, signore. Barba, baffe, maroni. Sembrano più appuntati dei carabinieri che monaca, signore mio. I santi sono tristi, Sant'Urpe Torchio, marò, come l'angonia. Martire che di giorno i carnefici lo spellavano e di notte l'angelo del Signore gli rimetteva la pelle. E di giorno lo spellavano e di notte gli rimettevano la pelle. E di giorno lo spellavano e di notte ma arrangia una cerniera lampa sto povero maronna, no? Ora alla luce di tutto questo tu mi chiedi se io voglio far parte di quella schiera di eletti che ha diritto di entrare in paradiso, ma pensa che noia in paradiso, che si canta la mattina sera, alleluia, alleluia, due palle, alleluia, Dai Rosario, non dar retta alle voci, qui in paradiso noi ci divertiamo, questo è un posto allegro. Si fanno anche degli sport. Chi c'è? Alberto Tomba che fa lo slalom parallelo con Madonna di Campiglia, dai. Ieri, per esempio, mio figlio ha fatto i 100 metri stile libero e ha pure vinto. Certo, corre sulle acque che c'ho. Facciamo tiro con l'arco. San Sebastiano starà incazzato, immagino. Senti, signore, il calcio lo fate voi in paradiso? Il calcio? E che cos'è? Come che cos'è il calcio? E che fate la domenica? Già, la messa fate voi la domenica. Insomma, Rosario, che cos'è questo calcio? Signore, è quando due squadre si incontrano in un prato grande grande, no? Con tutta gente per turno, con bandierine, trombettelli, e stanno queste 22 persone con una palla sulla mente. Ma non vi avevo creato con due? Signore, ma sei tuosto però tu, ti ho già spiegato, il gioco con due palle si fa senza i pantaloni, quello con una palla che ha i pantaloni corti, ma che i pantaloni, signore. Vabbè Rosario, ma sei tu che sei poco chiaro, e non capisco. Non capisci. Fammi un esempio. Allora, mo ti faccio un esempio che puoi capire pure tu. Metti che voi tenevate la squadra del paradiso, no? Che giocavate contro la squadra dell'inferno. C'era la curva del paradiso con gli ultra che cantavano gli inni, tu scendi dalle stelle. Tanto c'erano pure gli ospiti, no? Arrivava Maometto in ritardo che diceva «Oglio, stavo in montagna, sono venuto fino a qua e beh, per convincere la montagna a non venirmi appresso, mannaggia morta, c'è voluta la manetia», no? A questo punto... Come dire? Una festa. Ecco, una specie di festa. Brava, una festa. Si canta, si mangia, panini, salame, prosciutto. Prosciutto lo porta San Daniele, no? Un bello aranciate, birre, coca. Bravo, vede che stai cominciando a capire. Comunque c'è questa squadra del paradiso, San Pietro portiere, no? San Patrignano espulso per doping immediatamente buttato fuori. Con Gesù in panchina che dice Signore perdona lui, non sa quel che si fa, no? Barabba stopper, poteva dicere Barabba libera, ma pareva una strunzata, oggi pensava Barabba stopper e non poco meno. Gesù ha schierato in campo l'ultimo acquisto del calciomercato, Giuda Iscariota, comprato per soli 30 denari, no? E intanto a bordo campo si scalda San Vito con degli strani balletti e Giovanna d'Arco coi cerini e la benzina, no? E si scalda, diciamo, no? Ora, il paradiso tiene questa divisina bianca con boccoli biondi, l'inferno invece ha righe rosse stampate direttamente a fuoco sulla pelle, no? Dirige l'incontro Ponzio Pilato che lancia la monetina, testa o croce, e Gesù dalla panchina, testa! Sto cretino, croce, cominciamo, sto deficiente, L'unico che non è d'accordo è San Giovanni decollato che dice, voglio, ma quale testa state parlando? Comunque Ponzio Pilato dalle ultime raccomandazioni dice niente miracoli e comincia l'incontro. Lazzaro cade, Gesù dalla panchina, Lazzaro alzati e cammina, forza! Intanto la palla passa al paradiso, vediamo che scatta in avanti San Giorgio a Cremano, no?
che viene attaccato da 4 difensori dell'inferno, subisce il martirio e viene assunto in cielo. E come assunto diventa protettore dei disoccupati. E la palla passa all'inferno. Vediamo Elga, la belva delle SS, riconoscibile dalla frusta, che passa a Wanda, la belva delle MS, riconoscibile dalla sigaretta, che passa al ministro Treu, la belva delle FS, riconoscibile dal bilancio del consiglio di amministrazione. No? Treu passa all'ala, ma prima che l'ala trasforma, Gesù trasforma l'ala in 2 mezzali. Ponto guarda e dice: niente miracoli, mi è scappato, dice Gesù. Mi stavo lavando le mani e mi è partito un colpo, e intanto la palla corre verso la linea di fondo, ma prima che raggiunga la linea San Patrignano si pippa tutta la linea. È punizione signori miei, viene battuta la punizione, ma la palla viene intercettata da Giuda che fa autogol. Nella curva del paradiso un solo grido: traditore, traditore. Gesù si alza alla panchina e urla: Giuda, prima che l'arbitro fischia 3 volte ti spezzo le cosce, animale! Intanto Lazzaro cade per la seconda volta, Gesù non ce la fa più, dice: Lazzaro, alzati e cammina, chi sta sempre a terra, è fracica. Non è colpa mia, dice Lazzaro, sei l'Amberjack che mi fanno male. E intanto la palla torna in campo e viene intercettata dall'inferno. Vediamo scattare in avanti un usuraio, mentre dall'altra parte del campo un iracondo che urla: passa che la cazzo palla! Oh merda! Se te la passo e me la ridai fra 5 minuti, mi dai il 40%, dice l'usuraio. In questa discussione la palla vola verso il fondo campo e viene colpita di testa da Graffiazizza, un diavolo buca il pallone e fallo. Un fallo, signore mio, di dimensioni esagerate, perché Graffiazizza è un satiro e tiene sto fallo di 2,48 m che tiene arravogliato intorno alla vita a mo' di salvagente, con tanto di paparella davanti, tant'è che i compagni di squadra lo chiamano Baywatch, no? E Ponzio Pilato è in difficoltà, dice: assegna, rimessa, rimette Scassacocchio che è un invasato e rimette per 20 minuti. Tutta roba verde, ciocche di capelli, una 128 familiare, 23 fotografie di Andreotti che bacia i fratelli Salvo con la lingua, un casino, signori miei. Comunque la palla torna in avanti e viene conquistato dal paradiso. Vediamo Paolo che passa a Luca, Matteo, Are, Krishna, 2 stranieri, no? Are, Krishna, Are, gol! Nella curva dell'inferno i masochisti esultano, vengono picchiati, riesultano un'altra volta. Giuda corre verso la panchina per baciare Gesù, Gesù gli dà un pacchero, lo infila all'incrocio dei pali e intanto la palla torna in possesso del paradiso. Vediamo Natale che scatta in avanti e fa un passaggio brevissimo da Natale a Santo Stefano. Insomma signore, questo è il calcio, mo che buoni. Non è che posso fare tutto in 90 minuti, no signore mie? Rosario, non mi è tutto chiaro, ma mi sembra interessante, anzi ti dirò di più. Se tu accetti di fare l'arca, quando verrà il tuo momento... Beh, vabbè, ma... con comodo, diciamo. Ti faccio fare l'allenatore della squadra di calcio del paradiso. Mi piace assai sto fatto, signor, mi piace. Aspetta, signor. Pronto? Stefano? No, sto un po' agitato, diciamo. È perché ho spiegato il calcio all'altissimo. No, non il basket all'altissimo, il calcio. Altissimo nel senso di Padre Eterno. Non mi drogo, no, ho smesso pure le sigarette, sì. No, proprio l'ente supremo. Ma qua IMSS, Stefano, l'ente supremo. Pronto? Stefania, pronto? Pronto? Ha abbassato, signore. Senti, signore, Stefania, la salviamo? Va bene. Però siccome un poco scassambrella, diciamo, no? Non la salviamo proprio sull'arca, facciamo una zatterina un poco... Va bene. Poi quando l'acqua se ne va non la salviamo nella terra nostra, in Australia, Sì. Senti signore, poi datosi che tu e io mo ci siamo trovati d'accordo, dobbiamo rifare tutta l'umanità da capo, no? Diciamo, posso decidere qualche cosa per il futuro, diciamo, per la prossima. Ma che cosa vuoi? Ma sono fesserie, signore, proprio dei dettagli, diciamo. Nell'umanità nuova, no? Eliminiamo la vecchiaia, signore, I vecchi li voglio vedere andare a sciare, signore, col catetere al posto dello skilift, signore, ma pure la povertà, signore, via, non dobbiamo più mangiare, facci già mangiati per il futuro, signore.
Le donne, fai nascere solo quelle belle, signore, elimina quelle che fanno schifo, signore. Hai presente quelle col culo all'altezza dove noi teniamo il battiscopa, signore mio? Quelle che se gli metti un pennello nel culo fanno le strisce per terra come all'ANAS, signore. Le monovolume con i tacchi, come da già spiegare. I culi li facciamo tutti all'altezza di dove noi teniamo lo scaldabagno, signore mio? Pure quelle con quei peli sulle cosce di questa maniera, signore, no? Quelle che quando si fanno la ceretta si vedono branchi di animali in fuga, che sembra un documentario di Piero Angela. Eliminiamole, signore, facciamo tutte donne belle, belle bocche grosse, 20 minuti da labbro a labbro se non trovi traffico, signore, Tutte belle zizzettone, belle toste come i panforti, no? Quelle musse al cioccolato che se ne scendono, signore? Rivoluzione nel mondo femminile, dai, signore. Eliminiamo quelle donne che quando guardano un film con George Clooney si mettono a piangere e tu non sai se perché il film è commovente, se pensano a te che stai assettato là vicino, signore. Quelle che si mettono il burro cacao e poi ti baciano, signore, che sembra di baciare un calamaro fritto. Eliminiamole. Quelle che quando vanno al bagno aprono la finestra e non ti fanno entrare a te per 20 minuti dopo che ci sono state loro, signore, che quando arrivi tu sembra la Siberia là dentro. Lo so che fanno la cacca, signore, l'ho scoperto a 41 anni, ma lo so che fa tutto quando fanno la cacca, signore mie. Eliminiamo anche quelle troppo romantiche, quelle che vogliono dormire abbracciate tutta la notte, che ti vengono delle formichine sul braccio, grosse come tacchini, signore. Quelle che ti vogliono baciare la mattina appena sveglia, signore, chi la mattina ammazza un cammello a 6 metri di distanza, ma come fai a fare una pensata di questa maniera? Poi sai che eliminiamo anche, signore, quelle che parlano con la vocina da bambina. Che cosa gli faresti alla tua amicina? Gli darei un colpo di macete qua. Ma come cazzo parli? Sei un avvocato, ma parla buono, non è possibile, signore. Eliminiamole, signore, via. Perché queste, signore, sono le donne che ti costringono a frequentare il sesso a pagamento, che è pericoloso per loro, signore, perché ti rendi conto che il sesso a pagamento è molto più economico di quello familiare, signore mio. Sai come la voglio la mia donna, signore? La voglio con una bella pelle liscia, non importa il colore, l'importante è la pelle. Mi fa schifo l'alcantara, che vuoi fare? E poi la voglio che la mattina si svegli truccata, pettinata, non che la mattina ti svegli con una che sembra la nonna di quella con cui sei andato a dormire la sera prima, signore. E la voglio con 2 belle gambe lunghe, 2 braccia lunghe, 2 culi lunghi, un culo solo, mi sono sbagliata. E che sappia fare l'amore bene, ma non con tutti, diciamo, no? E che canti come un usignolo, che sia affettuosa come un cagnolino, tenera come un gattino, morbida come un orsacchiotto, e che sia pure una maiala, signore, veramente, dai, adatta per me. E poi, signore mio, un piacere personale, i piedi e il culo delle donne a temperatura ambiente, signore. Ma perché, signore mio, perché, signore? Perché le donne non possono avere una circolazione normale? Tu sei il Padre Eterno, che ti costa, signore? Non c'è niente al mondo di più freddo dei piedi e del culo di una donna, signore. Ma pure gli uomini, in futuro, eliminiamo quelli che fanno schifo, signore, quelli chiatti che vanno in palestra per farsi una vita così, si fanno solo un culo così, signore. Facciamo tutti i ballerini di flamenco, no? Gli eviti pure un'umiliazione in palestra con i culturisti, che c'è uno alla panca, 130 kg, 2 pettorali così, uno il bilanciere, 190 kg, 2 bicipiti così, loro la cicletta, 5 minuti, 2 ernie fino a qua, signore. Che per dimagrire si mettono quelle tute d'amianto che dentro gli vengono le anguille, che gliela deve levare il gommista quella roba di dosso. E nonostante tutti questi sforzi mantengono quel fisico caratteristico che se gli metti un paio di mutande di paglia sembrano un fiasco di chiante, signore mie. Con quelle spalle spioventi che le bretelle con le puntine da disegno se le devono tenere, signore, dai. Eliminiamo pure quelli che ricorrono alla chirurgia estetica, signore, quelli che con la scusa della prostata entrano in clinica, si fanno tirare come fionde, che se gli partono le orecchie ammazzano il chirurgo che gli sta di fronte. Escono dalla dai, signore, non è possibile, signore, dai. Che escono da là dentro, l'unica cosa originale è la prostata, il resto è tutta plastica, signore mio, non è possibile, no? Pure quelli che vanno alle beauty farm per farsi levare i punti neri a 70.000 lire a punto.
Che 70.000 lire appunto non si gioca più manca nelle bische clandestine, signore. Anche i calvi che ricorrono agli espedienti, signore, eliminiamoli, quelli che si mettono quei parrucchini in capo, neri, scarrafuna in capo, con 4 pelazzi bianchi che gli escono da qua dietro, sembrano i Ringo, mezzi bianchi e mezzi, ne fanno schifo, signore, che si fanno i trapianti tutto a quadretti come Ciccio Bello, signore, quelli che si fanno il riporto, signore mio, che quando c'è vento da una parte sono calvi e dall'altra tengono una basetta di 1,45 m. Eliminiamole, signori, sfoltiamo, in futuro sfoltiamo, signore. Rivoluzione totale nel mondo maschile, sì, rivoluzione totale. Basta con questi uomini che fumano dopo aver fatto l'amore, dormono dopo aver fatto l'amore, mangiano dopo aver fatto l'amore, tutto dopo aver fatto l'amore. Prima e durante non succede un cazzo, signore. Basta con questi uomini che quando gli viene il raffreddore si fanno curare dalla moglie come se tenessero colera, signore mie. Con questi uomini che quando vanno al bagno non alzano la tavoletta, non abbassano la tavoletta, non tirano l'acqua, non chiudono il dentifricio. Se non ci sapete andare al cesso, state a casa vostra, avanti. Basta con questi uomini che quando tornano a casa si mettono in libertà con la canottiera che gli esce da dentro la mutanda, signore mie. Fanno schifo, signore. E poi voglio che in futuro il rapporto tra uomo e donna sia semplificato, signore. Orgasmi sincronizzati facciamoli, dai. È ora di finirla che uno ci mette 5 secondi e 1-2 settimane, signore. È pericoloso che il marito e la moglie abbiano orgasmi in momenti diversi, specialmente in appartamenti diversi, signore. Ma che è pure imbarazzante, dai, che chiedi a una sei venuta e quella ti dice non mi sono manco avviata e va cercando pure il rimborso del biglietto, signore mia. È un casino, signore. Organizziamoci, dai. E poi gli orgasmi li voglio chiari. L'uomo si capisce quando ha avuto l'orgasmo, la donna inventa di qualche cosa, fa che si appiccia un naso, che si appiccia nei orecchie. Organizziamoci, signore, organizziamoci. È ora di finirla con questa cosa qua. E poi voglio la rivoluzione nell'anatomia umana, signore. Pistolini tutti delle stesse dimensioni, signore, È chiaro, no? Che uno 3 centimetri e uno 33 come il John Holmes, che quando ti vai a fare la doccia dopo la partita ti sembra di essere pollicino là dentro. Tutti uguali, tutti da 15 centimetri, da 20, facciamo da 30 e che non se ne parli più, signore. E poi li voglio sempre belli dritti, che è questo su e giù, quasi sempre giù per l'esattezza, signore. Tutti uguali e tutti dritti, si può scegliere il colore se si vuole, va bene? Chi lo vuole rosso e chi lo vuole verde, ecco. Questo. Siamo in una gelateria. Io lo voglio blu al puffo, che può fare, signore? Anche le donne, signore, rivoluzione nell'anatomia femminile di pipille, dagliene 2 per una, no? Che una se la tengano bella stretta come piace a loro e quell'altra la distribuiscono in giro senza stare troppo appizzate, signore mie, dai. Le cicce regolabili, metti un bottone, ti piacciono grosse e si abboffano, ti piacciono piccerelle e si schiattano, signore. E poi le donne le voglio con la carta geografica, signore. Il punto G deve essere facilmente rintracciabile. No che stai lì a cercare per 4 settimane, li trovi tutti. Il punto Y, il punto L, il punto M, il punto H, che una volta che unisci tutti i punti rimane solamente un grosso punto interrogativo, signore. E poi voglio che il sesso in futuro non sia più peccato. Questa Rosa. è una cosa su cui non Rosa. transigo, guarda, non transigo. Rosa! Ma tu per chi mi hai pigliato? Per genere la lampada della latina! E voglio quello tuo, stezza bella! O gatto, l'orsacchiotto, o pulcino, ma quanta vizia! E mo mi hai scucciato, lo sa? Non ce la faccio più con te! Attento, va buono niente, gli animali non ti piacciono! L'ippopotamo è chiatto, ma te sei vista tu! E che sangue la marina! Tu facessi perdere la pazienza pure a Giobba! E mo mi hai scucciato veramente l'anima! Ma manca a buonanima Noema, ha fatto tutte queste storie. Zitta e muta, ha fatto l'arca, ha carregato gli animali e basta. Tu stai parlando un'ora e mezza, lo sa? Sa che c'è di nuovo, non ti voglio sentire più, ma basta. Mo ti sta zitta. Rosa, non ce la faccio più con te. Rosa, va fa mocca.
Scusi signore, ma tu esattamente dove sei? Casandrino, vicino a Caserta. Ma allora siamo paesani, ma bene. Ma qua paesani, chi te sa? Ma dai, signore, una Caserta che ha fatto sta stronzata che il sesso è peccato. Ma chi ti ha detto che il sesso è peccato? No, Il peccato è non farlo. È il Papa che va dicendo sto fatto la mattina a sera. Papa, ma chi è il Papa? Il rappresentante tuo. Rappresentante mio, ma che vende? È World Work Folletto, lo sai? Allora perché hai distrutto Sodoma e Gomorra? Ma chi sono Sodoma e Gomorra? Chi sono Sodoma, la città dei sodomiti che basta che raccoglievi 50 lire in terra, zicchita, ti affacciava la finestra, zicchita, se ti veniva il colpo della strega si faceva la fila dietro, sarà sempre assaltata, ma bene. Ma è colpa mia, come può? Se volevo che non facevate il sesso, vi facevo tutti come la Barbie e Ciccio Bello. Ma se volevi che lo facevamo, facevi le cose più semplici, non sposta la coscia, girati un momento, mettiti la callata da parte, che la mattina ti svegli con la lingua nel comodino dopo che hai leccato la moquetta tutta la notte, signore mia. E me la colpa è mia, ma tu che vuoi, lo sai? È colpa tua, perché hai fatto gli angeli che non hanno sesso? Non hanno Bravo, sesso? non hanno sesso. Non Bravo, hanno sesso? bravo. Rosa, Ma tu ti sei mai chiesto perché gli angeli portano sempre il camicione lungo? Ma che stronzata che hanno fatto finire. Rosario, io in te mi ero compiaciuto e in questo mio compiacimento ti ho dato pure la via d'uscita, via che tu non hai saputo imboccare. Vabbè signore, adesso non ce la prendiamo a male, diciamo, siamo pure paesani, la soluzione la troviamo, vedrai che poi ci mettiamo d'accordo, facciamo questa bella arca, ci andiamo tutte e due, tu e io, e stiamo tranquilli, non ti preoccupare signore, signore, signore. Signore, non facciamo fesserie, signore. Signore? Signore? E sia il diluvio! Mario Porfito! Mario!